Benvenuti a Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Puntata post Pasquale con i risultati, le classifiche e i commenti del campionato di Serie D, del campionato di eccellenza, dei 4 gironi del campionato di promozione e anche per quanto riguarda questa parte finale del campionato di prima categoria che già da qualche settimana ha già designato le squadre che la prossima stagione disputeranno il campionato di promozione. È stato un turno particolarmente interessante quello della scorsa settimana, soprattutto nel turno infrasettimanale del campionato di Serie D, incentrato sul big match tra Città di Aciriale e Gelbison. Non da dimenticare anche lo scontro tra Cavese ed FC Lamezia Terme. Pertanto iniziamo subito con il campionato di Serie D. Si è giocata la 14ª giornata di ritorno, guardiamo subito i risultati del turno infrasettimanale di giovedì. Cavese FC Lamezia Terme 2-2, Città di Aciriale batte Gelbison 1-0, Città di Sant'Agata batte Portici 1906 1-0, Cittanova batte San Luca 2-1. A Paternò, Real Aversa batte Paternò 1-0, Santa Maria Cilento batte Giarre 1946 2-1, vittoria del Rende 1-0 contro il Biancavilla, pareggio tra San Cataldese e Castrovillari e colpaccio del Licata che vince a Trapani 4-0. Con questa vittoria importantissima del Città di Aciriale proprio nei confronti della capolista Gelbison e la contemporanea parità nello scontro tra Cavese ed FC Lamezia, guardiamo adesso la classifica. Rimane in testa ancora comunque la Gelbison con 68 punti, con 67 la Cavese 1919, 60 punti per il Città di Aciriale, 59 punti FC Lamezia Terme, con 52 il Città di Sant'Agata, con 48 Cittanova. 45 punti per il Paternò, 41 Santa Maria Cilento, 40 il Licata, con 39 Real Aversa 1925. 38 punti per il Portici 1906, con 37 punti San Luca, 36 Trapani, 30 punti San Cataldese, con 28 punti Castrovillari e Giarre 1946. 27 punti per il Rende Calcio, 16 punti il Troina con 6 punti di penalizzazione ed infine chiude la classifica il Biancavilla con 14 punti. Mercoledì si ritorna in campo per alcune squadre di questo girone I del campionato di Serie D, infatti ci saranno dei recuperi. Si torna in campo mercoledì 20 con gli incontri Real Aversa FC Lamezia Terme, Licata Cittanova, Trapani Troina, Biancavilla Ciriale. Mercoledì successivo, mercoledì 27 aprile, si recupererà Città di Aciriale Castrovillari e Troina Santa Maria Cilento. Ed infine, domenica 1 maggio, le partite che verranno recuperate saranno Città di Aciriale Licata, San Cataldese Troina, Castrovillari Rende Calcio. Ancora da definire la partita di recupero tra Biancavilla e San Cataldese. La 15ª giornata di ritorno di questo girone I del campionato di Serie D invece si disputerà domenica 24 aprile. Gli incontri saranno i seguenti: Biancavilla Troina, Castrovillari Giarre 1946, FC Lamezia Terme Cittanova, Gelbison Rende Calcio, Licata Santa Maria Cilento, Paternò Città di Sant'Agata, Portici 1906 Trapani, Real Aversa Città di Aciriale, San Luca San Cataldese, riposerà la Cavese 1919. Attualmente distanziata di soli 6 punti, il Città di Aciriale certamente ritorna a sperare alla grande in una possibile promozione nel campionato di Lega Pro. Mancano ancora certamente un paio di partite, la Aciriale ne dovrà recuperare 3, potenzialmente con i 9 punti. Attualmente la squadra acese potrebbe essere potenzialmente al primo posto di questo girone I del campionato di Serie D. Stiamo già guardando il tabellino per quanto riguarda queste ultime 5 giornate per le 4 squadre che lottano al vertice. La Gelbison che giocherà in casa domenica 24 contro il Rende
e successivamente andrà a far visita al Trapani, poi di nuovo in casa con la San Cataldese, a seguire la trasferta di Troina ed infine concluderà il campionato in casa con il Santa Maria Cilento. La Cavesi invece riposerà domenica 24, giocherà poi in casa con il Paternò ed il Città di Sant'Agata, andrà a far visita al Cittanova e chiuderà con uno scontro che potrebbe diventare certamente decisivo per la classifica finale proprio con il Città di Aciriale. Città di Aciriale che giocherà fuori casa la partita del 24 contro il Real Versa, in casa la partita contro il Lamezia Terme ed il Città di Sant'Agata, mentre andrà a far visita la 36esima giornata il Paternò e chiuderà proprio nel difficile campo della Cavese l'ultima giornata. Lamezia Terme che invece sulla carta potrebbe avere un calendario leggermente più favorevole. Domenica 24 giocherà in casa con il Cittanova e poi andrà a far visita nella 35esima giornata alla Ciriale, in casa proprio della squadra cese. Ritornerà in casa poi con il Trapani nella 36esima, nella 37esima trasferta siciliana contro la San Cataldese e chiuderà con una partita leggermente abbordabile rispetto a tante altre con il Rende. Insomma, saranno 5 partite da seguire con molta attenzione, addirittura 8 per la Ciriale, dato che abbiamo detto dovrà recuperare 3 partite che potenzialmente la potrebbero già proiettare al primo posto in questo girone I del campionato di Serie D. E partiamo subito con le immagini, con le interviste e lo facciamo proprio con il big match vinto dalla Città di Aciriale 1-0 contro la Gelbison. Cuore, grinta e determinazione in campo dopo una partita dai grandi ritmi e giocata fino all'ultimo secondo con nitide occasioni da gol. La Gelbison è stata beffata con un gol dei padroni di casa. È finita infatti 1-0 la partita disputata contro la Cireale. Primo squillo al 6° minuto per i padroni di casa che con Russo provano ad impensierire D'Agostino. Al 9° Lodi ci prova da piazzato ma il portiere cilentano respinge con i pugni. Dopo 2 minuti dal limite Ortolini colpisce la traversa sfiorando il vantaggio per la Gelbison, mentre al 12° Tumminelli manda sul fondo. I locali tornano pericolosi al 20° quando D'Agostino esce dai pali protetto dal salvataggio di Gonzales e al 25° quando Lodi incrocia mandando il suo tiro troppo alla sinistra della porta rossoblù. Fuori di un soffio poi la punizione al 34° dello stesso Lodi che dai 25 metri manca di poco l'angolino alto con Tumminelli dopo 3 giri di lancette a ritardare troppo la sua battuta a rete che termina sul fondo. La Gelbison torna pericolosa al 44° con Ortolini e Oggiano che nel giro di pochi secondi trovano attenti D'Alterio. L'ultima occasione della prima frazione è della Cireale, Ricciardo sugli sviluppi di un corner da troppa forza alla sua torsione aerea. La ripresa vede cominciare forte la Cireale che al 12° va ad un passo dal gol. Su un cross della destra la palla termina sulla testa di Ricciardo, ma sulla linea la difesa ospite salva prima di allontanare la minaccia. Sul fronte opposto Gagliardi entra in aria ma cerca Faella, anticipato invece di calciare verso D'Alterio. Al 20° ci prova dalla distanza Oggiano ma la battuta del numero 77 risulta centrale. Per i sicoli al 26° Correnti su assist di Lodi ha una buona opportunità ma spara alle stelle da buona posizione. Al 28° si spezza l'equilibrio del match con Ricciardo su cross di Correnti che di testa all'altezza del rigore infila la palla in rete. Dopo pochi minuti ci riprova Lodi dopo aver combinato con Savonarola, ma D'Agostino è attento. Acireale vicino al raddoppio al 39° con la schiacciata di testa di Ricciardo che termina centrale. Gelbison vicino al pari al 45° quando su assist di Fornito Gagliardi dall'interno dell'area sbuccia il pallone agevolando la risposta di D'Alterio. Lo imita nel recupero Gonzales che di testa non angola a dovere un traversone di Graziani. Al triplice fischio finisce 1-0 per i padroni di casa. Una partita dura, come ce l'aspettavamo. Si sono affrontate 2 squadre forti, 2 squadre in un momento positivo, 2 squadre piene di convinzione, piene di voglia di arrivare e di cullare un sogno che per noi, ma come anche per la Cireale, potrebbe avverarsi da qui a un mese.
Una partita bella, maschia, tosta, corretta, soprattutto maschia, tosta e corretta. Hanno avuto la meglio i nostri avversari, facciamo i complimenti a loro. Non ne usciamo assolutamente con le ossa rotte, perché la partita è stata combattuta. Forse abbiamo sbandato un po' dopo il gol loro, per 7-8 minuti in cui abbiamo concesso un altro paio di occasioni, ma comunque accettiamo, come facciamo sempre, il verdetto del campo e andiamo avanti. Un risultato l'abbiamo già ottenuto e siamo diventati punto di riferimento dei festeggiamenti di tutto il girone I, perché Bambola sta impazzando in tutti gli spogliatoi e in tutti gli stadi, e questo già è una nota di merito da scrivere chiaramente ai ragazzi, perché poi il calcio, al di là di tutto, è sport, è bello festeggiare. Oggi hanno festeggiato i nostri avversari, probabilmente volendoci anche chiamare in ballo nei festeggiamenti, ma a noi fa solo piacere essere diventati, ripeto, un punto di riferimento. Vittoria fondamentale per il Città di Acediale, che riapre assolutamente i giochi per il risultato conclusivo di questo girone. È finita invece in parità lo scontro tra Cavese 1919 e l'FC Lamezia Terme. La partita si è conclusa 2-2. Guardiamo gli highlights e le interviste post partita. Termina in pareggio l'attesissima sfida tra Cavese e Lamezia Terme a Lamberti di Cava dei Tirreni. I locali passano subito in vantaggio al secondo minuto, complice un disimpegno sbagliato dei gialloblu. Allegretti entra in area di rigore, scarico su Banega, spalla al centro e Ciro Foggia realizza il gol del vantaggio cavese. La reazione della Lamezia Terme non si fa attendere, si tramuta in varie occasioni da gol. Qui Maimone perde l'attimo per concludere a rete su assist di Umbaca. Bezzon in profondità per Umbaca. Tocco di prima per Terranova che tenta il mancino ma non trova lo spazio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva a Miliziano. Cross di quest'ultimo sul secondo palo dove Miceli non trova il gol per una questione di centimetri. Al 13° arriva il gol del pareggio giallo-blu. Superbo lancio in profondità di Umbaca per Bollino. Controllo del 76 giallo-blu, la palla al centro per l'inserimento di Pietro Terranova. Il Lamezia Terme riequilibra il risultato. Al 18° Bollino riceve palla dopo un corner avversario e si invola nella metà campo locale. Potenza è costretto al fallo da ultimo uomo e lascia i suoi compagni in 10. Impetuosa azione di Peppe Maimone che si fa spazio fra le maglie della difesa avversaria ma non trova lo spazio per concludere a rete. Ribattuto anche il tentativo di Bezzon. Al 25° magistrale intervento di Lai su conclusione di Allegretti dall'interno dell'area di rigore. 3 minuti più tardi raddoppio giallo-blu. Bollino serve sulla sinistra Ciccio Umbaca che controlla e chiude il triangolo con Mauro Bollino che esplode un violento mancino e non lascia scampo ad Anatrella. Il Lamezia Terme concretizza la propria rimonta. Al 40° però l'arbitro assegna un calcio di rigore alla Cavese. Dal dischetto la intuisce ma non raggiunge il tiro di Allegretti. Il risultato torna in parità. Al secondo minuto della ripresa, Anatrella si supera sull'imperioso colpo di testa di Umbaca dal cuore dell'area di rigore. Dalla parte opposta, Bacio Terracino si libera in area, ma il suo sinistro è alto sulla traversa. Al 59° torna la parità anche fra i giocatori in campo. L'arbitro vede un fallo di Sirignano, seconda ammonizione e rosso per il 21 giallo-blu. Bacio Terracino ancora pericoloso dalla sinistra, cross sul secondo palo per Foggia che centra il palo.
Ulteriore occasione per Ciro Foggia, servito da Maffei, ma Lai respinge il tiro. Ancora un'occasione per Foggia su una veloce ripartenza, batti e ribatti, ma per i locali si conclude con un nulla di fatto. Nei minuti di recupero, Corapi ci prova direttamente su calcio di punizione. Anatrella respinge con i pugni, la ribattuta di Maimone termina al lato. Dopo 4 minuti di recupero, l'arbitro pone fine alla sfida tra Cavese e Lamezia Terme. La partita tra Metelliani e Lametini termina 2-2. Cioè, io devo dire che oggi a rimproverare i ragazzi per la prestazione, cioè, non lo posso fare. Però sono arrabbiato, sono amareggiato come si è arrabbiata la squadra, perché in 11 contro 11 facciamo un grande calcio, cioè abbiamo fatto gol, abbiamo ribaltato il risultato, siamo andati sul 2-1. Giochiamo 11 contro 10, incominciamo ad avere paura, sbagliamo tanti passaggi, non troviamo più le giocate che nei primi 20 minuti avevamo fatto alla grande. E questo c'è il rammarico in questo. Poi non si possono regalare 2 gol, perché il primo l'abbiamo regalato e il secondo l'abbiamo regalato con il calcio di rigore, che tra l'altro l'arbitro non aspettava altro. Poi con l'ammonizione mi è dispiaciuto, perché praticamente avendo Miceli, che praticamente è un giocatore che non sapevo quanti minuti mi potesse dare, perché sennò alla fine del primo tempo metto fuori Sirignano, che era ammonito, perché sapevo, gliel'ho detto pure alla fine del primo tempo, stai attento perché l'arbitro ti ha preso di mira, ti può buttare fuori. E poi alla prima occasione lui è andato a saltare, un salto normale, diciamo, di testa, e l'arbitro non aspettava altro che buttarlo fuori. Il secondo cartellino, abbiamo preso gol. Poi abbiamo finito la partita con 8 under, dai, ma non scherziamo, contro una squadra del genere. Oggi è una partita che abbiamo dominato, nel primo tempo abbiamo dominato. Sapevamo che avremmo concesso qualcosa, però comunque poi andiamo in vantaggio su una situazione dove comunque i 4 uomini riescono a interpretare bene la fase difensiva, recuperiamo palla e andiamo in vantaggio. Poi siamo stati un po' ingenui sul pareggio, lì ci siamo un po' sfilacciati, comunque di fronte avevamo una squadra che nello sviluppo offensivo porta tanti uomini e chiaramente abbiamo sofferto in quel periodo di gara l'inserimento soprattutto dei loro centrocampisti legati ai 3 attaccanti. Chiaramente, ripeto, sono condizioni che sono scaturite da un rincorrere, da forzare delle gare che comunque ci hanno visto sempre di fronte al fatto di fare risultato pieno. Poi, come accennavo prima, il lavoro di Bacio e di Banegas, ma anche dello stesso Foggia o Allegretti all'occorrenza, doveva in qualche modo sopperire a questa difficoltà un po' preventivata. Allo stesso tempo, ripeto, l'analisi della gara di oggi dice che comunque in qualche periodo di gara abbiamo concesso qualcosa a un avversario forte, a un avversario costruito per vincere, però poi nel computo delle occasioni a noi è mancata la precisione per vincere la partita. Continua a sorprendere la straordinaria stagione del Città di Sant'Agata. Ennesima vittoria interna, questa volta a farne le spese il Portici 1906. La squadra di Giampà vince 1-0 e consolida la 5ª posizione in classifica. Il Città di Sant'Agata continua spedita la sua marcia in zona playoff e dopo il successo esterno sul campo della Mezia supera anche il Portici. Partita come sempre ben interpretata dai ragazzi di Giampà, capaci di sbloccarla dopo appena 40 secondi quando Squillace raccoglie l'angolo di Catalano e col sinistro fulmina il portiere, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per Squillace è anche la prima rete in campionato. Il vantaggio mette le ali ai biancoazzurri che al 17° potrebbero raddoppiare sempre con Squillace, ma
ma Riccio respinge il suo tiro a colpo sicuro. Insiste la squadra di Giampà, minacciosa per altre 2 volte, al 28esimo con Alagna che spedisce di poco alto il cross dal fondo di Catalano e al 32esimo con Cicirello che non arriva per centimetri a deviare in rete, il solito traversone di Catalano. Il Portici prova comunque a rispondere e al 37esimo Castagna serve in area Marino che sul più bello viene fermato dalla decisiva parata di Beters. Ospiti che reclamano anche un calcio di rigore per un presunto mani in area di Sagna, ma il signor Bertolussi dice di no. Nel finale di frazione però torna a spingere il Sant'Agata con Catalano che è servito da Calafiore e chiama Sheper alla parata, poi Cicirello al 40esimo costringe il portiere agli straordinari e sulla ribattuta Alagna non trova lo specchio della porta e infine Alagna dal fondo mette in mezzo non trovando nessuno pronto al tapin vincente. Nella ripresa non cambia il canovaccio del match, al 55esimo il colpo di testa di Sagna si perde di poco alto sulla traversa. 10 minuti dopo Catalano dalla sinistra pesca in area il neentrato Mazzone la cui botta volante finisce addosso ad Alagna. Al minuto 70 è il Sant'Agata a reclamare un calcio di rigore per un presunto mani in aria, ma anche qui il fischietto di Nichelino lascia giocare. Continua a spingere la squadra di Giampà che al 78esimo troverebbe il raddoppio con Calafiore, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco dello stesso centrocampista. Nel finale ancora padroni di casa pericolosi, prima con Catalano che al 90esimo conclude la posizione defilata chiamando il portiere all'intervento in tuffo, poi con Bongiovanni che dopo una corsa di 50 metri palla al piede entra in area e col mancino scheggia l'incrocio dei pali ed infine con Cristiano che al 96esimo solo davanti al portiere spara incredibilmente sull'esterno della rete. Con questo successo, il 14esimo complessivo in campionato, i biancoazzurri salgono in classifica a quota 52 punti e si confermano solitari in quinta posizione. Noi abbiamo incontrato una squadra che ultimamente ha battuto anche la Cavese in casa, fanno sempre grosse prestazioni con la Gelbison, con la Cireale, hanno perso 1-0, con noi anche. Era una partita difficile perché venivamo anche da tante partite ravvicinate, c'è stato il primo caldo e quindi non abbiamo avuto la forza di andarli a prendere anche il secondo tempo altissimi, però io penso che il secondo tempo la squadra non ha rischiato niente, se abbiamo lasciato qualcosa più il primo tempo, ma noi il primo tempo potevamo fare anche il 2-0 tante volte. Questo non è successo e sono le vittorie che a me le più belle, perché nonostante facciamo un modulo, un 3-4-2-1, quando si vince da 1-0 sono le vittorie della squadra, si vede la vera squadra, quindi per un allenatore sono le vittorie più belle, per i tifosi e per i dirigenti no, perché magari fino alla fine ci può essere un mezzo errore, che puoi pareggiare la partita è sempre aperta, però la vera squadra si vede quando si vince così. E parliamo adesso del Cittanova, anche per la squadra di Di Francesco, ennesima vittoria interna che permette sempre di più di consolidare una stagione certamente positiva. Guardiamo gli highlights, vittoria 2-1 contro il San Luca. E fischio d'inizio. Il secondo calcio d'angolo, siamo aggiunti al 4° minuto del primo tempo, la palla, un ottimo pallone che Maggio calcia in direzione dell'incrocio dei pali. Maggio ha un buon controllo al limite dell'area di rigore, Maggio! Ecco, corso, una fucilata! De Marco sull'auto di destra, ancora per Ferrante che si propone benissimo, pallone al centro e c'è la rete del Cittanova con Ghielo. La palla viene riconquistata da De Leonardis che supera Carbone anche con abbastanza facilità, ancora De Leonardis verso Maggio per Ghielo, pallone al centro e c'è all'ultimo momento
bastone salva un gol fatto con la schiena. Ottima palla per De Marco che si incunea all'interno dell'area di rigore. Il pallone verso Ielo, esterno della rete, ma sempre lui. De Marco che ha spazio e campo, vede Maggio per De Marco che entra in area di rigore sull'out di destra, il pallone al centro per Savasta e la rete di Savasta, 2-0. Palla meravigliosa per Maggio, barba al palo e 3-0 mancato. Carbone, splendida palla, ma c'è Bruno che fa buona guardia, ancora Bruno, ma il gol dell'ex per il direttore di gara è gol regolare, gol dell'ex. Il Cittanova è scopertissimo, c'è Ferrante da solo che va ad aggredire Pelle, il pallone sul sinistro. Caracolla sul pallone, lancia lungo in direzione di Maggio che controlla, mette per De Marco e il direttore di gara dà il triplice fischio. Cittanova 2, San Luca 1. Bella vittoria perché comunque era un derby, sapevamo quanto la società ci tenesse a questa partita in particolare, ma anche la gente di Cittanova, quindi per noi era importante sì, vincere per la classifica, per portare avanti il nostro programma, però allo stesso tempo era importante per i nostri tifosi e per la nostra gente. Sulla partita penso che non sia stata mai messa in discussione il risultato, cioè il primo tempo abbiamo creato tante palle gol, è stato bravo il portiere loro, il secondo tempo la stessa cosa, abbiamo subito gol da rivedere probabilmente, un'azione probabilmente in fuorigioco. Purtroppo o per fortuna diciamo che i gol che noi spesso subiamo nascono o da episodi appunto sfavorevoli, qualche rimpallo, qualche entrata, oppure da qualche errore individuale, quindi difficilmente andiamo a commettere degli errori di reparto e quindi allora lì emerge il problema che dici vabbè ma dove abbiamo sbagliato nella preparazione però dico sono cose che succedono e li devi mettere in preventivo. Poi è normale che sul 2-1 loro hanno lasciato 4 giocatori alti e hanno pensato soltanto a cercare il gol in qualsiasi maniera. Siamo stati bravi e la nostra è una squadra che se gioca con entusiasmo e se gioca con l'intensità che ti porta all'entusiasmo allora crea tanto, sbaglia tanto, però dobbiamo essere secondo me più cinici a chiudere le partite. Si è inciappato qualcosa nel meccanismo del Paternò. Dopo un girone d'andata straordinario, in questa fase del girone di ritorno certamente le cose non vanno bene per la squadra di Alfio Torrisi. Purtroppo un'altra ennesima sconfitta interna, questa volta nei confronti di un Real Aversa che si porta a casa proprio a tempo scaduto 3 punti pesantissimi per la sua classifica. Sportivi paternesi, amici di Aversa, buon pomeriggio dallo stadio Falcone Borsellino. Siamo qui collegati per la 33esima giornata del campionato di Serie D, un turno infrasettimanale in occasione della Santa Pasqua. Partiti. Palla battuta da Basualdo, palla toccata per un attimo da Foderaro, viene però, torna dietro, c'è buon tempo la controlla, dribbling, palla che finisce su Scoppetta, allarga il gioco per La Piana, tiro di La Piana, ma è debole, pallone per Del Prete va al tiro, Basualdo, Rizzo, palla per Foderaro può entrare in aria, ecco Foderaro, dribbling, tiro, e no, palla che finisce fuori, il tiro di Foderaro, Rizzo al centro dove c'è Castorina si gira dal pallone non riesce a servire Foderaro, parla per Castorina per Foderaro, ecco Foderaro sta per entrare, Foderaro tiro e deviazione, pallone per Russo Domenico, ancora il Real Aversa, Mariani,
Mariani al tiro, ma il pallone è ampiamente fuori. Ecco Grimaldi al tiro e palla che sfiora. Basualdo, Sidibe, ancora Basualdo, dribbling di Basualdo, Fichera entra in area, palla per Rizzo e miracolo. Basualdo, pallone per Foderaro si gira, dà il pallone a Fichera può entrare in area, Fichera dribbling, tiro di Fichera, parata, fischia e palla che finisce fuori. E bravo Foderaro, c'è la mischia, c'è il gol al 93esimo. Può dire addio anche ai playoff con questa sconfitta evitabilissima. Doveva essere una partita fondamentale in chiave salvezza per il Giarre. Non è stato così. La squadra di Gaspare Cacciola torna a casa con un'altra ennesima sconfitta esterna, questa volta nei confronti del Santa Maria Cilento. E allora è cominciata in questo preciso istante la sfida dello stadio Antonio Carrano. Pallone dentro per Kunzi, anticipa tutti, calcio di rigore, fallo su Evan Kunzi. Parte Domenico Maggio, la conclusione all'angolino e la sblocca il bomber Domenico Maggio all'8° minuto. Il Santa Maria passa in vantaggio. Masullo, break adesso da parte di Masullo per Maggio, ottima la giocata di Masullo, in diagonale di Maggio, si gira Tandara sulla linea, calcio d'angolo, rimessa lunghissima, attenzione perché Musso scivola, Kunzi, gli arriva il 2-0 al 24esimo, Kunzi, Musso praticamente scivola sulla rimessa laterale, Evan Kunzi non perdona, Evan Kunzi. C'è Cocimano, pallone dentro, resta lì la sfera, tutto fermo, posizione di fuorigioco, accelera Todisco, Tandara, si gira bene Tandara, la parata di La Rosa, Limonelli, si accentra Limonelli, centrale, blocca Grieco, pallone sul secondo palo per Maggio, arpione il pallone, si gioca, attenzione perché è tutto fermo. Attenzione perché l'arbitro lo vediamo con un rosso, rimasti a terra sia Kunzi che Zappalà e sicuramente lo caccerà Kunzi, eccolo qui, quindi Santa Maria che resta in 10 uomini, sterza Cocimano, prova anche la conclusione, pallone sul fondo, attenzione perché vince un rimpallo Cannavò, pallone resta lì, Grieco e arriva il gol, il numero 84 proprio Agudiak, la riapre, parte Masullo. Ancora in avanti la squadra con questo tiro che rimbalza pericolosamente davanti a Grieco. Cocimano, pallone che resta lì, Limonelli, la conclusione è deviata e poi blocca Grieco. Todisco per Maggio, pallone che cerca di passare in mezzo ai due, attenzione perché probabilmente c'è stato un tocco con le mani, infatti proteste da parte della panchina e infatti è così, l'ha praticamente parata Zappalà, non è dello stesso avviso il direttore di gara che lascia correre, traversone, la parata di Grieco su Agudiak, poi Morlando allontana, pallone ancora dentro per Maio, Maio la mette dietro, Maggio, si gioca, la conclusione qui di Agudiak. Ha fatto tutto molto bene, il numero 84. Arriva adesso il triplice fischio, il Santa Maria batte il Giarre per 2-1, una grande prova di sacrificio per i giallo-rossi del Cilento che si regalano una bella Pasqua con le reti di Maggio e Kunzi. Vinta la sfida contro il Giarre che nella ripresa l'aveva riaperta con Agudiak, vittoria meritata per i giallorossi.
La speranza è l'ultima a morire. Il Biancavilla purtroppo torna a casa con un'altra ennesima sconfitta esterna, questa volta in casa del Rende. Sentiamo le dichiarazioni di Marco Coppa dopo la sconfitta proprio contro il Rende Calcio. La partita è finita 1-0 per i calabri. C'è tanta delusione perché è una partita che secondo me non meritavamo di perdere, però è pure vero che siamo stati poco cattivi, poco incisivi dentro l'area di rigore. Secondo me abbiamo giocato alla pari e a molti tratti siamo stati anche superiori a loro, però la differenza, appunto, come hai detto tu, loro sono riusciti a trovare in un episodio il gol, noi invece devo dire che siamo stati veramente sterili davanti, siamo arrivati benissimo sempre ai 16 metri, però poi dentro l'area di rigore non siamo stati mai veramente cattivi. Ci siamo già ritrovati contro il Trapani ad essere in inferiorità numerica, a giocare in 10 contro 11, abbiamo riagguantato la partita. Oggi, come dici tu, in 10 abbiamo giocato ancora meglio che in 11, però oggi non siamo stati bravi e non c'entra nulla la fortuna. Credo che oggi non siamo stati bravi a riagguantare questa partita. E la partita con la Cireale ovviamente è una partita per noi davvero difficile per i valori in campo, però noi purtroppo non possiamo guardare all'avversario, dobbiamo guardare a quello che è il nostro cammino e siamo costretti a dover fare guerra calcistica con tutte le squadre che andremo ad incontrare, per cui a Cireale o Rende per noi è la stessa identica cosa, per cui approcceremo alla stessa maniera. Dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista tattico cominciamo a pensarci da domani. Ma lo spirito non deve morire, perché fin quando non ci sarà la matematica che ci condannerà, noi dovremo tentare assolutamente di uscire da questa situazione. E l'unica maniera per cercare di farlo, almeno tentare di farlo, è solo quella di lavorare, non ci sono altre situazioni in ballo, noi dobbiamo continuare a lavorare nella speranza di farlo sempre meglio, conoscendo sicuramente anche quelli che sono i nostri limiti, perché non dobbiamo mai allontanarci troppo neanche da questo principio, perché non possiamo assolutamente, lo dicono anche i risultati, non possiamo montarci la testa, dobbiamo soltanto lavorare sodo, cercare di migliorare e poi dovremmo tentare, ripeto, di mettere un po' di qualità in più. Sti ragazzi la qualità ce l'hanno, devono semplicemente tirarla fuori, cominciare da subito, perché poi le partite stringono e quindi ci vuole qualcosina in più da parte di tutti. Ripeto, oggi la partita è una partita che non doveva finire, secondo me così, è una partita che poteva finire benissimo in pareggio, però loro sono stati bravi a trovare un'occasione, un gol. Noi abbiamo lavorato tanto, però non siamo mai stati veramente cattivi là dentro. Ben ritrovati allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo, dal quale vi racconteremo oggi la gara valida per la 33esima giornata del campionato di Serie D Girone I San Cataldese Castrovillari. Mette giù col petto Tripicchio, l'anticipo qui di Neri, ancora Castrovillari. Con l'apertura sulla sinistra, addirittura un tentativo con Valenti che respinge con i pugni, poi il tentativo di tiro, recupera palla il Castrovillari, il pallone sfila, arriva Padin, un po' sfilacciata la difesa di casa, Padin mette in mezzo e la conclusione tentata da Tripicchio, va via con un gioco di gambe, ancora Tuccio in area, mette il pallone in mezzo, non trova un compagno, c'è la chiamata, il pallone in mezzo, arriva a Sess, tocco di prima per Rotulo, ancora Rotulo, prova la conclusione col destro, il pallone messo in mezzo, prova il colpo di testa, poi lo curto e la chiusura di Rotunno, prova ad andare adesso la San Cataldese con Tuccio che apre sulla destra per Riccardo Rotulo, difesa del Castrovillari schierata, ancora Rotulo che va col sinistro e il pallone che rimane tra le braccia di Aiolfi, poi Sess prova ad andare via il numero 7, mette il cross, l'anticipo all'ultimo istante di Rotunno, può ripartire adesso il Castrovillari con Tripicchio, non c'è un vero e proprio riferimento, attenzione a Tripicchio che prova la conclusione da quasi 30 metri,
Possiamo dire dunque che è tutto dallo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo per oggi. Un ringraziamento speciale al nostro gentile pubblico, al pubblico che ci ha seguito. Non rimane che salutare dunque i nostri spettatori. E chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D con la sconfitta interna del Trapani 4-0 contro il Licata. Mister Morgia ha rassegnato le sue dimissioni proprio al termine dell'incontro, dimissioni tra l'altro accettate dalla società. Vediamo gli highlights con questa incredibile vittoria fuori casa del Licata di Pippo Romano. Trapani svogliato, assente, rimasto con la testa e con le gambe negli spogliatoi, soccombe contro il Licata, subendo un umiliante 4-0 in casa. Granata ma in partita subiscono la prima rete già al quinto minuto. Reazione allo svantaggio, sterile, anzi sono gli ospiti a costruire altre occasioni da gol sprecate per un non niente. Ci si aspettava allora la scossa nel secondo tempo, ma il canovaccio della partita al provinciale non cambia. È sempre il Licata a tenere le redini del gioco e a pochi minuti dall'inizio della ripresa arriva il rigore per la squadra agrigentina. Penalty ed espulsione. E per il Trapani ora è notte fonda, anche perché il Licata non molla la presa e l'imbarcata è nell'aria. Ed infatti al 17° arriva la terza rete per i gialloblu. 6 minuti dopo il Licata cala il poker, portandosi in classifica 4 punti sopra la squadra granata. Ci si aspettava qualcosa in più dagli uomini di Mister Morgia, non ne sente da colpe in questa disfatta. Granata che, invece, sono incappati in una giornata negativa e in questo campionato non è la prima volta che succede. Testa ora a domenica prossima, quando il Trapani giocherà una gara che già si annuncia complicata contro il Portici. Di certo, per fare risultato occorrerà un Trapani calcio diverso da quello visto in campo oggi pomeriggio allo stadio provinciale, dove al termine dell'incontro i Granata sono stati contestati dalla curva. Ma come sempre mi prendo io per primo le responsabilità, perché è giusto che sia così. Mi dispiace perché sicuramente in una città come questa prendere 4 gol in casa è brutto, è deprimente, e quindi non ci sta, però abbiamo non un problema, ne abbiamo tanti. Al primo episodio veniamo puniti e questo in un momento di difficoltà si sommano difficoltà a difficoltà, quindi sono dispiaciuto per la società, per i ragazzi, ma soprattutto per la città, che non merita sicuramente umiliazioni di questo genere. Io però come sempre sono io il primo responsabile, ero venuto per altri programmi e per altri obiettivi, e mi ritrovo in un obiettivo che non ho mai lottato, e quindi sono dispiaciuto. Sento e ho detto di dare dimissioni, cose tengo a precisare che l'ho già dato un paio di volte, perché questo è giusto. Io non sono venuto qua né per i soldi né per fare carriera, sono venuto qua, come ho sempre detto, dando tutto me stesso, cercando di dare una mentalità al di là del gioco che non sono riuscito a dare, perché se le risposte sono quelle di oggi significa che non sono riuscito a darle. Quindi quello che ho sempre detto alla società lo ripeto, io sono sempre a disposizione, non mi tiro indietro mai per metterci la faccia né per prendermi le responsabilità. Quindi non è che né le do ai giocatori né chi ha fatto la squadra né la società, è un insieme di circostanze che si sono verificate, ci hanno portato in questa condizione, però qualcuno deve prendersi le responsabilità, me le prendo io per primo, come ho sempre fatto.
Chiuso dunque il tabellino per quanto riguarda questo campionato di Serie D, campionato che ritorna in campo nel turno infrasettimanale dei recuperi e poi di nuovo tutti in campo domenica 24. Ci fermiamo, brevissimo spazio pubblicitario e poi subito con i 2 gironi del campionato di eccellenza. Eccoci rientrati dopo la breve pausa pubblicitaria. Voglio ricordare a tutti i fedelissimi di Penalty che martedì prossimo ci sarà l'ultima puntata di Penalty in onda sul canale 78 in HD di Gold 78, perché poi successivamente, proprio dall'indomani, mercoledì e anche il giovedì, ci trasferiremo definitivamente sul canale 15 di Gold 78 HD. Avremo modo comunque nella puntata appunto di martedì prossimo di ricordare alcuni momenti importanti che abbiamo vissuto noi della redazione di Penalty proprio sul canale 78 di Gold 78. E adesso, come avevo già anticipatamente detto prima dello spazio pubblicitario, passiamo subito al campionato di eccellenza e lo facciamo con il girone A, che comunque si è fermato perché tutte le squadre ritorneranno in campo domenica 24 con la 14ª giornata. Guardiamo infatti il tabellino degli incontri. Dolce Onorio Marsala Cus Palermo, Nis FC Canicattì, Enna Calcio Parmonval, Mazzara Calcio Castellammare, Monreale Casteltermini, Oratorio San Cile e San Giorgio Don Carlo Misilmeri, Pro Favara Acragas 2018, Unitas Sciacca Mazzarese.2. A 2 giornate dal termine, come tutti ben sanno, il Canicattì ha già raggiunto il campionato di Serie D, ancora apertissima invece la griglia dei play-off. Guardiamo la classifica, dove troviamo in testa il Canicattì con 67 punti, con 57 l'Acragas 2018, 54 Don Carlo Misilmeri, 51 punti Pro Favara, 47 Mazzarese.2 ed Enna Calcio, con 46 Oratorio San Cile e San Giorgio, 42 punti Unitas Sciacca, con 41 Nis FC e Mazzara Calcio, 40 punti per il Castellammare, 35 per la Parmonval, 18 punti Monreale, 14 Dolce Onorio Marsala, 12 punti per il Casteltermini, chiude la classifica il Cus Palermo con 9 punti. È stato certamente un girone intenso e ancora tuttora gli scontri diretti potranno risultare decisivi. Scontri diretti che tra l'altro ci saranno sia domenica 24 che anche nella giornata conclusiva. E adesso, per continuare a commemorare la straordinaria stagione del Canicattì, ci guardiamo questo bel video. Se prendessi un ergastolo, sto con te finché non mi seppelliscono. Sto con te, voglio vivere sempre il brivido di star con te, di star con te, di star con te. Mentre dormivi sul prato, oh oh oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh oh oh, anche mi avessi accoltellato, oh oh oh, mi sarebbe piaciuto, mi sarebbe piaciuto. Mentre ti stropicci gli occhi, faccio mentre gestico e ancora non capisci cosa ti faccio di picco. Sto con te finché non mi seppelliscono. Sto con te, voglio vivere sempre il brivido di star con te, di star con te, di star con te. Anche se prendessi sto con te finché non mi seppelliscono. Sto con te, voglio vivere sempre il brivido di star con te,
senso ma non c'è, il senso poi dov'è? Ci siamo presi a sassati, ho le nocche bruciate, da quanto non importa, lo posso anche scordare, ci ripenso ogni volta, ora non fa più male. E faccio mentre ti stropicci gli occhi, faccio mentre gesticoli ancora, non capisci cosa ti faccio, dipingo tuo corpo, anche se prendessi un ergastolo, sto con te, finché non ho mi seppelliscono, sto con te, voglio vivere sempre il brivido, di star con te, di star con te, anche se prendessi un ergastolo, sto con te, finché non ho mi seppelliscono, sto con te, voglio vivere sempre il brivido, di star con te, di star con te, di star con te. Complimenti dunque alla Canicattì che continua a festeggiare, certamente stagione straordinaria, stagione da incorniciare. Voltiamo pagina, parliamo adesso invece del girone B, dove comunque tra l'altro già è tutto deciso. Sabato 16 si è giocata l'ultima giornata del girone di ritorno, guardiamo i risultati. Real Siracusa Belvedere batte Città di Taormina 4-3, Carlentini batte Egea 1946 3-1, Città di Viagrande batte Atletico Catania 4-0, Ionica FC batte Città di Siracusa 4-1, straripante vittoria del Santa Croce 10-0 contro la Virtus Ispica 2020, Ragusa Calcio batte Sporting Palazzolo 2-0, hanno riposato Acicatena e Nebros. A questo punto guardiamo la classifica definitiva. Ragusa vincente, il prossimo anno disputerà il campionato di Serie D. Al secondo posto Ionica FC con 63 punti, Igea 1946 58, con 46 Carlentini, 45 Città di Siracusa, 44 punti Nebros, 40 Città di Taormina, con 28 punti SC Palazzolo e Real Siracusa Belvedere, 22 punti Virtus Ispica 2020 e Città di Viagrande, con 21 punti il Santa Croce, con 20 punti la Cicatena. Chiude la classifica l'Atletico Catania con -2. Complimenti alla squadra di Filippo Raciti che conclude la stagione da imbattuta, certamente è una stagione da incorniciare. E adesso parliamo dei playoff, dove praticamente ci sarà soltanto la finale, quella tra Ionica FC ed Igea 1946. Sentiamo le interviste post partita, dopo purtroppo la sconfitta dell'Igea 1946 per mano del Carlentini e invece dopo la bella vittoria, l'ennesima della Ionica FC contro il Città di Siracusa. Carlentini ha sempre cercato di essere una grande squadra, solo che praticamente per vicissitudini, per cose che durante l'anno abbiamo dovuto subire, purtroppo oggi siamo qui a recriminare qualcosa che ci manca, però abbiamo fatto un grande campionato, credo che più di questo non si poteva dare, non si poteva chiedere a questi ragazzi. Oggi abbiamo concluso alla grande per quello che era stata la strada iniziata, quindi su questo sono felice, sono orgoglioso perché veramente quest'anno ho conosciuto un gruppo importante, un presidente che veramente merita tantissimo onore e tantissimo rispetto, non lo conoscevo personalmente, quest'anno ho avuto la fortuna di essere al suo fianco e dico veramente che è un galantuomo in tutto e per tutto. Poi passato una grande stagione sotto tutti i punti di vista e oggi diciamo è giusto premio per quello che è stato fatto durante l'anno. Mi dispiace per poco non essere entrato nei playoff per poco, perché i 3 punti della Ionzo pesano oggi, va bene, ci prendiamo questo quarto posto, ci prendiamo il capocannoniere di Nino Carbonaro, che sono obiettivi importanti per una realtà come Carlentini. Credo che per questo paese, per questa società oggi è stato scritto un capitolo di storia. Oggi Serafino ha dimostrato di essere un 2003 importante, di avere qualità e
poterci stare in questa categoria. Tutto sta nella sua testa, tutto sta nella sua autostima, ha qualità e lui lo deve capire, oggi l'ha dimostrato. Sono felice per lui come sono felice per tutti gli altri under che ho schierato, che hanno dato il loro contributo, quindi grazie a tutti, grazie alla società, grazie a voi, grazie a chi mi è stato vicino e grazie alle persone di Carlentini. Una partita veramente importante, interpretata benissimo dai ragazzi. Oggi raccogliamo insomma i frutti di questo campionato, chiudiamo il campionato al 4° posto e di questo siamo davvero soddisfatti. Abbiamo fatto un grandissimo campionato e sicuramente è stato insomma l'epilogo giusto per questa stagione calcistica. Sono molto contento, a parte per me, sono molto contento per i ragazzi che dai primi di agosto che sudano, combattono, lottano. Questo 4° posto veramente è un risultato che dà grande soddisfazione anche perché una società non importantissima, però lavoriamo bene con tanti sacrifici, i ragazzi sono stati fantastici durante questa stagione, lo staff tecnico, il mister, insomma sono veramente soddisfatto che questa cittadina di Carlentini abbia raggiunto l'apice del suo momento calcistico, della sua storia calcistica con questi ragazzi e permettetemelo anche con me. Sì, sicuramente ho degli ottimi collaboratori, non siamo in tantissimi come già ho detto altre volte, come tutti un po' sanno, ma siamo un gruppo molto unito e questi sono i risultati. In 5 anni Carlentini dalla promozione al 4° posto in eccellenza, adesso lasciatemelo dire, anche se lo dico in un momento di grande serenità, e adesso la città di Carlentini si deve svegliare, si deve dare una mano veramente se vuole che questa eccellenza continui con grandi risultati, e spero che sia l'amministrazione che gli imprenditori lo capiscano tutto quello che stiamo dando per questa città. Ma io lo sapevo che sarebbe stata una partita difficile, l'avevamo preparata benissimo, infatti io sapevo che i ragazzi erano preparati mentalmente anche per avere difficoltà. È la 3ª volta che andiamo sotto in girone di ritorno e che riusciamo a recuperare, con la Nebros domenica scorsa a Barcellona e anche oggi. E non è facile perché noi oggi abbiamo tutto il peso, tutta la pressione addosso, mentre ovviamente Siracusa, che è una buona squadra, poteva giocare mentalmente libero, senza pressione, e giustamente il primo tempo ha giocato bene, a tratti ci ha messo in difficoltà, noi saremmo dovuti andare in vantaggio subito, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni, poi purtroppo abbiamo avuto una disattenzione, abbiamo preso gol, però siamo stati bravi a restare in partita il primo tempo, poi nel secondo l'abbiamo vinta e devo fare i complimenti, questi ragazzi, dico sempre, sono sempre più eccezionali. Ultimamente si stanno facendo, forse si sta dando un po' per scontato, ma quello che abbiamo fatto nel girone di ritorno non è normale, è straordinario. Noi abbiamo fatto una sconfitta, 1-0 a Ragusa, un pareggio a Barcellona e tutte vittorie. Per completezza di informazione ricordiamo che in questo girone B del campionato di eccellenza non si disputeranno i play-out, retrocede direttamente con -2 in classifica l'Atletico Catania, ma ci tenevo a sottolineare la straordinaria sportività comunque tenuta dall'Atletico Catania in questa stagione poco fortunata. Voglio anche ricordare che nella classifica marcatori abbiamo in testa Antonino Carbonaro con 25 reti, seguito da Simone Fioretti con 23 reti ed infine da Nicolas Micoli con 16 reti. È tutto per il campionato di eccellenza, adesso voltiamo pagina perché parliamo dei 4 gironi del campionato di promozione e partiamo subito dal girone A. Penultima giornata del girone di ritorno, i giochi sono fatti soprattutto per quanto riguarda la squadra che si porta a casa una meritata promozione nel campionato di eccellenza, parliamo del Resuttana San Lorenzo. Si è giocato sabato 16, questi risultati: Casteldaccia batte Supergiovane Castelbuono 2-1, Città di Carini batte Fulgatore 3-1, Città di San Vitolo Capo Gangi 0-0, Folgore Castelvetrano batte Alba Alcamo 2-0,
Partinica Audace batte Lascari Cefalù 3-2, Raffadali 2018 batte Villabate 5-1, Resuttana San Lorenzo batte Camarat 4-1. Pomeriggio di festa in casa del Resuttana San Lorenzo, che conferma la sua leadership in questo girone A del campionato di promozione. In testa con 62 punti, con 54 Casteldaccia, 49 Folgore Castelvetrano, 44 Raffadali 2018. Con 43 punti il Gangi, 40 Fulgatore, 35 Lascari Cefalù, 31 Città di San Vitolo Capo, 28 Alba Alcamo, 27 Città di Carini, 25 Partinica Audace, 21 Super Giovane Castelbuono insieme al Camarat, 12 punti per il Villabate. Ancora tutto aperto e si deciderà domenica prossima la griglia per il discorso riguardante i play-out e i play-off. Per intanto ci gustiamo la vittoria 4-1 del Resuttana San Lorenzo contro il Camarat con annessa festa finale. Da 2 passi rispetto all'aria, calcia Clemente! Giampiero Clemente, il gol del 2-0 del Resuttana San Lorenzo. Corsi mette il pallone in mezzo, occhio a Montoro che non controlla, in rovesciata, Spina, poi la conclusione! È il gol di Vitale, il 3-0 del Resuttana San Lorenzo, terzo gol in campionato di Giovanni Vitale. La Farre sul punto di battuta, pallone messo in mezzo, la conclusione verso la porta, il gol del 3-1 di Anzalone. Corsino mette il pallone in mezzo, Cessino che controlla, ancora il 19, porta a spasso la difesa, entra in area, Sino che mette in mezzo per Duro, palla che rimane lì, Spina! 4-1 del Resuttana San Lorenzo, il gol di Loris Spina.
Complimenti dunque al Resultana San Lorenzo, complimenti allo staff tecnico e allo staff dirigenziale. Si volterà pagina, il prossimo anno disputeranno, e sono sicuro da protagonisti, il campionato di eccellenza. Parliamo adesso del girone B. È stata una settimana certamente interessante, molti recuperi, si è giocata soltanto una partita, eccolo qua il tabellino dell'incontro, la vittoria della Castelluccese 2-1 contro la Gescal. Guardiamo la classifica a questo punto che è definitiva e tutte le squadre ritorneranno in campo domenica 24. In testa la Rocca Acquedolcese con 51 punti, 47 punti per la Torre Novese, 44 Promende, 42 Profalcone, 41 Milazzo, con 38 la Sant'Angiolese, 34 per il Messana 1966, 28 punti per la Castelluccese, 27 per il Gioiosa insieme all'Atletico Messina, 22 Gescal, 16 Valdinisi, 15 Sinagra Calcio, chiude la classifica la Stefanese con 11 punti. Mancano ancora 3 giornate, tutto è ancora aperto, certamente la lotta al vertice vede leggermente in questo momento favorita la Rocca Acquedolcese. Voltiamo pagina perché adesso parliamo del girone C. Hanno vinto tutte le 3 squadre che sono attualmente in lotta per la vittoria finale di questo girone. Guardiamo il tabellino dei risultati. Mister Bianco batte Belpasso FC 2014 3-2. Ciclope Bronte batte Lavinaio 2-0. Armerina batte Don Bosco 2000 2-1. FC Motta batte Atletico Nissa 2-1. Gimnica Scordia batte San Gregorio 2-1. Leonfortese batte Atletico Catania 3-0. Realaci batte Città di Calatabiano 3-0. Un verdetto in questo girone C del campionato di Serie C, comunque sabato è arrivato il verdetto della retrocessione al prossimo campionato di prima categoria per la prossima stagione per il San Gregorio di Catania, che salutiamo con tanto affetto. Fondamentale vittoria del Realaci, la squadra di Manca vince facile contro il Città di Calatabiano 3-0 e continua a tenere a debita distanza le 2 inseguitrici FC Motta e Leonfortese. Certamente manca una partita, ma sulla carta è una partita abbordabile. La squadra appunto del Realaci andrà a far visita ad un già salvo Armerina domenica prossima. Pertanto tra 7 giorni si potrebbe già festeggiare il passaggio al campionato di eccellenza. Per intanto ci guardiamo gli highlights. Vittoria appunto del Realaci 3-0 contro il Città di Calatabiano. La penalità di 3 punti inflitta in settimana rende il Calatabiano un avversario ancora più ostico per i Realaci, che deve confrontarsi quindi con una squadra alla disperata ricerca di punti salvezza. Primo attacco della partita dopo 10 minuti del Granata, Cavallaro sulla sinistra per Castelli che prova l'accelerazione. Castelli, pallone finisce a Licata, subentra ancora Castelli che vince un contrasto. Castelli la mette al centro, lo stop di Luigi Marino, Marino attaccato dagli avversari, ancora Marino. La difesa prova a liberare in qualche modo. Il pallone finisce Licata che cerca il tiro. Salvo Licata. Il Realaci è subito in vantaggio col secondo gol consecutivo. Il terzo in campionato di Licata. Realaci 1, Calatabiano 0. Ancora Reale in attacco. Castelli lavora un pallone alla testa del centrocampo. Prende in controtempo Claudio Marino. Capisce tutto Vaccaro. Poi Luigi Marino lotta anche Romeo. Vaccaro in qualche modo riesce a far filtrare per La Piana. Il Realaci un po' scoperto. La Piana va all'1 contro 1 con Campanella. La Piana la mette al centro per Contarino che colpisce male, il pallone finisce sul fondo. Cambia fronte d'attacco il Real spingendo sulla destra, Marino per la sovrapposizione di Romeo, il cross deviato da Vaccaro, allontana poi la difesa, arriva Zakami da fuori, pallone alto sopra la traversa. Punizione per gli ospiti, la batte Barresi all'interno dell'area, allontana Campanella, arriva prima di tutti Sgro che cerca il tiro, sfiora il palo alla destra di Vitale. Licata, suggerimento per Claudio Marino. Si fanno vedere sulla destra Romeo e Luigi Marino, servito quest'ultimo. Marino, uno sguardo al centro,
Il cross per De Carlo di testa, ancora De Carlo, sesto gol nelle ultime 5 partite, 12esima in campionato, mancava solo il gol aereo in questa sua fantastica annata. Rivediamo il cross di Marino e lo stacco di De Carlo. 43esimo, Barcolla e Calatabbiano dopo la seconda rete subita, Cavallaro, smissa sulla sinistra per Castelli. Castelli va all'1 contro 1, si fa vedere De Carlo. 1-2, ancora Castelli in aria, lascia sul posto Savoca, Castelli, il tiro! 3-0, Simon Luca Castelli torna titolare, torna il gol, terzo in campionato dopo la doppietta di Scordia. E il Calatabbiano, la prima squadra a farsi vedere nella ripresa in attacco. Qui Di Mauro, lotta, vince un paio di contrasti. Il pallone finisce Musumeci che prova la battuta. Vitale ci mette i pugni e Licata allontana. Ci provano ancora gli ospiti ad accorciare le distanze. Qui Tomasello riceve palla sulla tre quarti, prova il sinistro. Non inquadra di poco la porta. Bonaventura vede l'inserimento di Vaccaro sulla sinistra, lo serve. Vaccaro prova la conclusione dalla distanza. Vitale blocca in tuffo. Triplice fischio al comunale di Cireale. Il Realaci, grazie ad un primo tempo fatto di cinismo e pragmatismo, sconfigge 3-0 il Calatabbiano e mantiene 2 punti di vantaggio sul Motta che ha battuto l'Atletico Nissa. Domenica prossima, ultima giornata del torneo di promozione, con i Granate che saranno di scena in casa dell'Armerina, alla caccia della vittoria che significherebbe conquista del campionato. Abbiamo incontrato una squadra che ha lottato con il coltello fra i denti perché sicuramente vuole salvarsi ed è giusto che sia così. Noi lo sappiamo che ogni domenica è una battaglia e niente, i ragazzi specialmente il primo tempo hanno fatto per me una grande prestazione. Poi nel secondo tempo mentalmente abbiamo un po' mollato, ma ci può anche stare perché dopo un anno che uno sta sempre un po' sotto pressione, diciamo che è una cosa un pochettino che ci sta. Comunque l'importante era vincere questa partita e niente, siamo riusciti. E noi lo sappiamo, noi ogni domenica è sempre una battaglia, noi andiamo lì ad Armerina cercando di fare la nostra partita, come abbiamo sempre fatto, incontriamo una squadra che ha bisogno ancora, penso che sia già salva matematicamente, mi pare di sì, che è una squadra che vorrà sicuramente vincere la partita e noi cercheremo di fare la nostra e niente, vediamo alla fine il risultato. La contemporanea vittoria della Leonfortese 3-0 contro l'Atletico 1994 ha definito in un certo senso anche un'eventuale griglia dei playoff di questo girone C del campionato di promozione. Non ci sarà semifinale, si giocherà eventualmente partita secca tra la seconda e la terza classificata. Vedremo cosa succederà a partire da domenica prossima. Per intanto voltiamo pagina perché parliamo adesso del girone D. Vincono entrambe, parliamo chiaramente di Mazzarone e Modica Calcio e saranno proprio queste le due squadre che si scontreranno in un drammatico big match domenica prossima in casa del Mazzarone che avrà comunque dalla sua 2 risultati su 3. Ma guardiamo comunque il quadro completo dei risultati delle partite che si sono disputate sabato. Pro Ragusa batte Calcio Scicli 2-1, Città di Canicattini batte Città di Comiso 3-2. Vittoria 3-2 del Megara 1908 contro il Club Calcio Vittoria 2020. Modica Calcio batte Frigentini 4-0. Nuova Città di Gela batte RG 7-1. Mazzarone batte Priolo Gargallo 5-0. Ed infine Sporting Eubea Città di Avola 2020 2-2. Sarà certamente un big match da non perdere quello che si disputerà domenica prossima presso il campo comunale, il nuovo campo comunale di Mazzarone, tra Mazzarone e Modica Calcio. Per intanto ci guardiamo gli highlights della vittoria proprio della squadra del Mazzarone che vince fuori casa contro il Priolo Gargallo 5-0.
Il Mazzarrone Calcio avrà dalla sua 2 risultati su 3 nel big match che si giocherà domenica prossima proprio contro il Modica Calcio. Un Modica Calcio che comunque passeggia facile perché vince contro il Frigintini, un derby molto sentito nella stessa Modica. Sentiamo le interviste post partita. Il calcio è della gente, quindi è uno stimolo per tutti vedere gli spalti pieni, per noi dirigenti, per i calciatori soprattutto, e quindi ci fa guardare al futuro con un occhio sempre più positivo, perché è un indicatore del seguito che c'è in città nei confronti del Modica Calcio. Non so cosa ci aspettavamo, sicuramente l'auspicio e la speranza era quello di trovarci così in questa fase della stagione, quindi a giocarci tutto. Sia il campionato che la Coppa che gli eventuali playoff. Noi, come sappiamo tutti, siamo partiti in ritardo, abbiamo fatto delle scelte coraggiose perché ci siamo impostati da società quasi professionistica, facciamo 4 allenamenti la settimana, ci alleniamo di pomeriggio, quindi siamo stati anche all'inizio obbligati nello scegliere i calciatori. Abbiamo fatto degli errori, siamo stati lucidi e anche nei momenti negativi non ci siamo fatti prendere all'emotività e poi grazie all'aiuto anche ai consigli di gente come Marcello Pitino, come Pino Rigoli, siamo riusciti anche nei momenti più complessi, come ad esempio nel giro di boa del giro d'andata, non ci dimentichiamo, abbiamo perso 2 partite che avrebbero spezzato le gambe a tutti, invece con interventi mirati e con il lavoro, il grande lavoro della squadra, perché la squadra da gennaio in poi si è messa sotto, un ottimo lavoro del mister Bette e di tutto lo staff, e da lì in poi, diciamo, come hai detto tu, come hai ricordato tu, i numeri parlano chiaro. Quindi ci andiamo a giocare tutto, massimo rispetto, paura di nessuno, ma massimo rispetto per la capolista che è ancora il Mazzarrone, quindi ancora non abbiamo fatto nulla. Sì, sapevamo che oggi era una partita difficile perché è una strada cittadina contro una buona squadra allenata da un amico mio che so che è un buon allenatore, sta facendo bene. Non era facile, abbiamo vinto e siamo felici, però ancora non abbiamo fatto niente. La cosa bella è che adesso dipende da noi. Io sono fiducioso e queste partite sono partite importanti, in queste partite ci vogliono i giocatori importanti. Tutto ancora aperto comunque nell'ingarbugliata griglia dei playoff. Troppi risultati incrociati potrebbero determinare, forse non è escluso, un tabellino certamente un po' inaspettato. Per intanto ci guardiamo comunque la vittoria fondamentale per il nuovo Città di Gela che vince facile contro l'RG per 7-1. Il Gela Football Club vince 7-1 davanti ai propri tifosi l'ultima partita interna della stagione regolare. Domenica prossima si chiude il campionato sul campo del Comiso ed è scontro diretto per il terzo o quarto posto in classifica. Una autentica goleada contro l'RG, 7-1 il risultato finale, partita mai in discussione contro una squadra che non aveva più nulla da chiedere al campionato. Lo stesso tecnico Francesco Evola ha fatto riposare alcuni titolari come il capitano Angelo Acia e lo stesso Pietro Tomaino. Dopo 50 secondi, gara già sbloccata con Messina che trova un gran siluro al limite dell'area di rigore, nulla da fare per il portiere ospite. Al sesto lo stesso centrocampista giallonero potrebbe raddoppiare, ma Scandurra devia con i pugni. Al 14° Alabiso potrebbe già bissare il gol di Messina, ma il suo pallone finisce di pochissimo a lato. Al 16° c'è il raddoppio, il gol è di Ruscica sul cross al cioccolatino di Navanzino. Dopo appena 2 minuti c'è il gol di testa di Tony Scerra. Lo stesso attaccante gelese potrebbe bissare il gol di 1 minuto prima, ma da 2 passi manca la rete del 4-0.
L'RG trova un gol bellissimo al 27esimo con Nicolas Lanza che sorprende il portiere del Gela Football Club Pizzardi, 4-1. Il 5-1 dopo appena un minuto lo ristabilisce invece Tony Scerra, che segna dunque la sua personale doppietta. Prima che si chiuda il primo tempo ci pensa Iannizzotto ancora a segnare un gol imprendibile per il portiere dell'RG. E dopo 3 minuti arriva anche il gol del 6-1, in realtà è un'autorete del difensore Stima dell'RG. E all'11esimo c'è gloria anche per il giovane attaccante Giuseppe Alessi, che segna il gol del definitivo 7-1. Testa a domenica prossima per l'ultima gara di campionato sul campo del Comiso. Comunque, come andrà a finire, sottolineiamo che questo girone D è stato certamente un girone molto interessante. E adesso voltiamo pagina perché dobbiamo parlare del campionato di prima categoria e lo facciamo subito dopo la pausa pubblicitaria. Eccoci rientrati dopo il brevissimo spazio pubblicitario, parlando subito del campionato di prima categoria. Una prima categoria che ha già definito alcune tra le squadre che la prossima stagione disputeranno il campionato di promozione. Partiamo proprio dalla Girone A, dove l'Iccarense matematicamente ad un turno dal termine del girone è promossa al campionato di promozione. È ancora invece tutto aperto per quanto riguarda la griglia playoff e playout. E mi sembra doveroso a questo punto una bella immagine proprio dell'Iccarense che la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Complimenti alla squadra trapanese dell'Iccarense, mentre adesso guardiamo subito la classifica finale del girone B, campionato concluso proprio questo sabato con l'Aspra che è stata promossa in promozione già da qualche settimana, mentre per quanto riguarda la griglia playoff, domenica 24 ci sarà la semifinale tra Gemini Calcio e Bagheria e domenica 8 maggio la finale tra la vincente appunto di Gemini Bagheria e l'Atletico Favara. Per quanto riguarda la zona retrocessione, retrocede in seconda categoria il Real Trabia, mentre vanno ai playout Ravanusa e Sciara. Un doveroso omaggio certamente all'Aspra con questa sua immagine, un'Aspra che raggiunge per la prima volta il campionato di promozione. E adesso voltiamo pagina perché parliamo del girone C, girone che si è concluso proprio sabato. Questa è la classifica finale, il Geraci aveva già vinto da qualche settimana il girone, mentre era da definire la griglia dei playoff. Si giocherà domenica 24 la semifinale tra Calcarelli e Città di Castellana, la vincente giocherà sabato 7 maggio contro il Villarosa. Per quanto riguarda i playout, scontro finale tra Nicosia e Real Casale, mentre il Valledomo retrocede in seconda categoria. E proprio del Geraci ci guardiamo questo servizio con annessa intervista a Mister Mineo.
Ma intanto è stata una stagione secondo me trionfante, perché quando non perdi neanche una partita in un girone così complicato con tanti derby è trionfante. Dedico questa vittoria a tutto l'ambiente Geraci e dal primo momento, quando Ivano con Luigi Coco mi hanno chiamato, io non ho esitato a dire subito sì, perché sapevo che era la piazza giusta ed è per me un onore allenare una squadra di questa. Poi vincere è sempre bello e ci godiamo questo momento, ma vi ripeto, non è stato facile e credo che un merito vada a questi ragazzi meravigliosi che oggi concludono praticamente il campionato da imbattuti e secondo me meritano il trionfo e meritano i complimenti. È una squadra che possiamo lavorare per il futuro e possiamo farla crescere. Io voglio rimanere a Geraci, se ci sono le condizioni rimango a Geraci volentieri, sto bene, ci sono delle persone meravigliose, mi hanno trattato sempre bene, come uno di famiglia, per me non ci sono problemi. Poi ovviamente tutto lo decideremo a bocce ferme, speriamo che il presidente Giaconini sia della stessa opinione, perché io sono d'accordo. È stato un campionato bello, avvincente, al di là della parentesi che si è fermato nel mese di gennaio, al di là della parentesi che, come ti dicevo l'altra volta, questo allungamento, apertura di svincolo di giocatori che è durato 3 mesi, sembrava che avevamo 2 o 3 campionati nello stesso campionato, ma alla fine quello che abbiamo costruito e abbiamo seminato, grazie ai ragazzi, la dirigenza, il mister e tutti i giocatori, ce l'abbiamo fatta. È stata dura. C'erano tante squadre che hanno speso più di noi, però l'organizzazione e il gruppo paga sempre il lavoro. Sicuramente voglio fare un plauso a Capitano, voglio fare un plauso a Pecoraro, voglio fare un plauso a tutti i ragazzi, a Velardi soprattutto, perché Velardi giocava in eccellenza e è venuto a darci una mano per vincere il campionato di prima categoria e, come si è visto anche oggi, fa la differenza, perché fa la differenza, non è un giocatore di questa categoria. Io le dico sempre grazie, perché non è facile accettare dall'eccellenza venire a giocare in prima categoria e non è facile calarsi in questo campionato, che è stato veramente un campionato combattuto sino all'ultima giornata. Per quanto riguarda il girone D, tutto ancora aperto. Guardiamola qui, la classifica finale attuale, con un prossimo turno che certamente può regalare sorprese. Vedremo cosa succederà. Anche il girone E è ancora apertissimo. Guardiamo la classifica. Tutto aperto per i playoff, con la Nuova Azzurra che riposerà, mentre l'Aquila giocherà contro il Lipari IC e la Valle del Mela Calcio si scontrerà contro il Rodi Milici. Per i play-out, anche in questo caso, tutto è ancora possibile. Si scontreranno in questo caso Folgore Milazzo contro Orsa Promosport. Vedremo dunque cosa succederà dopo l'ultima domenica, che si giocherà appunto il 24. Del girone F abbiamo già parlato abbondantemente, perché abbiamo tra l'altro ospitato l'allenatore della Russo Sebastiano Calcio. Eccola qui la classifica finale, con appunto la squadra di Torre Archirafi che la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Per la griglia playoff, domenica 24 lo scontro tra Riposto Calcio e San Pietro Calcio, e sabato 23 la partita tra Acron Savoca e Sant'Alessio. La finalissima invece si giocherà giorno 8 maggio. Per i play-out, scontro finale sabato 23 aprile tra Villaggio Sant'Agata e Real Sud Nino Di Blasi, mentre il Giardini Naxos retrocede in seconda categoria. Fotoricordo anche per la Russo Sebastiano di Torre Archirafi, che così per la prima volta la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. E chiudiamo con il girone G, dove già da qualche settimana l'SC Gela ha già brindato al passaggio di categoria. Eccola qui la fotografia ricordo, squadra che la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Per quanto riguarda la griglia playoff, sabato 23 aprile la semifinale tra Scicli e Vizzini Calcio, la vincente giocherà sabato 7 maggio contro il Catania San Pio X. Per i play-out, scontro
tra Atletico e Pachino domenica 24 aprile. La squadra vincente poi andrà a giocare l'eventuale finale play-out domenica 1 maggio contro la Rinascita Netina. E così abbiamo concluso il tabellino completo del campionato di prima categoria, tenendo presente che proprio domenica prossima conosceremo le ultime squadre che raggiungeranno il campionato di promozione. Poi chiaramente a seguire ci saranno anche le partite dei play-off. Con questa notizia mi congedo da voi, vi do appuntamento a martedì prossimo per l'ultima volta in onda su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, perché come già ho anticipato ci trasferiremo sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold con 2 appuntamenti, il mercoledì ed il giovedì alle ore 13. Per intanto ci fermiamo qui e vi do appuntamento alla prossima settimana.